Amici di Wisport, un cordiale saluto e ben trovati dallo stadio Lopresti per la seconda giornata della Coppa Italia di Eccellenza Calabrese. La Reggio Ravagnese, dopo il pari del primo turno per 0-0, affronta il Valgallico, formazione della Reggio con Fotia, Rinaldo, Cordova, Fodi, Zuccalà, Baima, Di Biase, Urruti, De Leon, Gaston Gomez e Baldè. Partiamo allora col film del primo tempo, grazie all'immagine a cura di Francesco Romeo. Su punizione il primo squillo di Baima che non trova lo specchio, dall'altra parte al settimo Alderete riesce a girarsi ma c'è la parata in calcio d'angolo di Fotia. 11° palla dalla destra in zona Gomez dopo il bello 1 contro 1 del compagno, spreca però l'attaccante mandando il pallone alle stelle. Minuto 15, Baldè, combinazione col compagno, riesce a passare Aliu Baldè, l'ex Marina di Ragusa in area di rigore, c'è l'uscita di Zampaglione ma c'è anche il colpo dell'1-0, trova Urruti la via della rete, Reggio Ravagnese che sblocca il risultato al 20°, pallone in profondità per Gomez. C'è una caduta in area di rigore abbastanza lieve, è d'accordo anche il direttore di gara che lascia proseguire, il pallone dalla destra finisce in mezzo dove De Leon trova il gol delle 2-0, Reggio Ravagnese ancora in rete ma che non si ferma. 33°, Aliu Baldè scatenato, vale tentativo da fuori, viene deviato sul pallone, il tiro al volo ancora di De Leon, 3-0 e doppietta, gran gol questo della Reggio Ravagnese, mentre il tiro di Gatto su punizione finisce facile per Fotia. Fine primo tempo, Reggio Ravagnese che conduce per 3-0, c'è anche un cambio dentro Arcuri, Valgallico che prova a partire meglio nella ripresa subito con un tentativo di Dominguez che però finisce fuori dallo specchio. Minuto 54 ancora la formazione ospite, cross dalla destra, c'è la cava in area, troppo solo, riesce a svettare, a riaprire la contesa, adesso 3-1, 60°, Gatto prova la conclusione, para Fotia ma ha preso coraggio il Valgallico e al minuto 70 tutte queste incursioni portano anche al gol del -1. Stavolta l'azione si sviluppa a sinistra, il cross basso per Gatto che mette la zampata, quella del 3-2, clamoroso -1, si risveglia a Reggio Ravagnese e lo fa in maniera puntuale sugli sviluppi di calcio d'angolo, azione prolungata e Mancino che colpisce il palo prima della firma di Capitan Cordova che fa poker, fa 4-2. Minuto 76, dall'altra parte molto attivo Gatto che prova a incunearsi dalla destra, cerca il tentativo col Mancino oltre il legno. Minuto 82, passaggio di Baldè, Gomez va alla conclusione, il portiere riesce a sventare, rimane però in zona offensiva la Reggio Ravagnese grazie anche a questo break che porta al tentativo. Rinaldo non è perfetto, l'estremo difensore si tramuta questa conclusione nel gol delle 5-2. Minuto 84, tocca a Caristi, poco dopo sarà anche il turno di Nocera. Minuto 88, dalla sinistra fa ancora male il Valgallico, pallone per la cava che serve in mezzo Lazzarini, spinge dentro il pallone del definitivo, 5-3, termina così infatti la Reggio Ravagnese si impone di Deuredi sul Valgallico in Coppa Italia di Eccellenza.